Garia 60 morti, Pinzano 12 morti, Ragogna 8, San Daniele del Friuli 10, Castelnuovo del Friuli 1, Vito d'Asio 13, Maiano 16 morti, Buia Tomba 21 morti, 40 i dispersi, Buia 33 morti, Osoppo 40, Rivoli d'Osoppo 6, Trasachis 50, Moggio Udinese 4, Venzona 30, Gemona 150, Paradielis 20, Artegna 30 morti, si cercano sotto le macerie altre 10 persone. Tarcento 8 morti, Resia 3 morti, Tonsolano di Buia 4, Anduins 15 dispersi. Costa oggi 8.000 lire. Secondo l'ultimo censimento, in 40 comuni distrutti o danneggiati, le case completamente distrutte sono 10.000, quelle gravemente danneggiate 9.000, quelle lievemente danneggiate 5.000. Dopo i primi soccorsi spontanei, quindi, è la fase del lavoro organizzato. Si sono già presentate le grandi ditte specializzate, ma anche gente senza scrupoli che cerca di approfittare della situazione. A questo proposito, il sindaco di Udine, Candolini, ci ha chiesto di lanciare un appello alla popolazione, diffidando i sinistrati dal vendere le loro case ad individui di pochi scrupoli, appunto, che girano nella zona offrendosi di acquistare per modeste somme gli edifici lesionati. E lei è questo che ha salvato dalla sua casa? Io ho salvato solo questi stracci qua. Sì, è tutto pericolante che non si può neanche stare dentro. Questa è casa sua? Questa è casa mia, sì. Dopo tanti sacrifici, vede dove si è ridotti. Per finire la casa è morto il marito. Adesso siamo sistemati, il bambino sistemati, i figli. Io sono arrivata adesso dai figli della Germania e vengo a casa e trovo quasi la morte qui. Non ho visto un'autorità provinciale, regionale o nazionale questo io. Senta, lei è il sacerdote di questo paese? Ma sono molto peggio. Cioè? Peggio sono. Io sono un prete di qui, nato per caso qui e faccio il professore di filosofia. Io sono Don Glacereani. La sua parrocchia è qui? Non ho parrocchia, io sono insegnante di filosofia. Quindi comunque è la sua gente questa? È la mia gente, per questo è disperante. È disperante. Non sapevano neppure se eravamo sulla carta geografica. Finora mi pare che non si sono accorti. I servizi di pronto soccorso per darci da mangiare, quelle cose lì sono arrivati ieri. Però ieri noi abbiamo visto solo squadra di volontari, solo quella bravi ragazzi, studenti o cose simili sono venuti. Gli altri soldati dove sono? Dove sono questi soldati? E se noi siamo stati della gente che all'Italia, con lo Stato italiano lì, abbiamo pagato senza ritardi quanto ci ha chiesto. Abbiamo pagato quello noi, però adesso nel momento della prova cosa fa? Ci utilizzeranno, stanno facendo tutta una commedia sulla televisione, parlano bene, tutto. Possono forse anche essere sinceri. Io, coi precedenti, non riesco a credere. Ma c'è ancora qualcos'altro? Devo andare perché bisogna che seppelliscano i morti, perché bisogna distruggere i morti, no? Bisogna finirli, no? Puttano già.